I cavalli cercano la posizione migliore dietro l'Autostar. Come dicevamo, non è dei più semplici questo allineamento sulle due file. Sta comunque in parte riuscendo e abbastanza bene. 1840 i metri da percorrere, a questa velocità la macchina. Ecco la partenza, subito cerca di farsi luce al centro. Ecco la rottura probabilmente di Silent Admirer e di Hotline. Vediamo Idedego, Summit Hill seguito da Idedego, poi ancora appaiati, vedete Nimitz e Lanson. La rottura di Silent Admirer e di Hotline. Silent era dato a 2, quindi anche tra i favoriti di questa corsa. Rottura in partenza, vedete con il numero 11 riparti sotto Price Regal, cerca di affiancare Summit Hill. Eccoli prima della addirittura di arrivo del primo giro, ovviamente, al primo passaggio davanti alle tribune. E ancora Summit Hill, lo affianca Price Regal, subito dietro Idedego. Poi vedete che nel numero 6 e con il numero 3 rispettivamente Lanson e Nimitz. Ancora Summit Hill, affiancato da Price Regal, subito dietro Idedego. Vedete Price Regal sta cercando di affiancare l'allievo di Paolo Carta. Zoanetti cerca di affiancare, lo supera Summit Hill, ma ecco che si stanno facendo luce Demon Renvé. Ancora Price Regal sull'ultima curva che è in testa. Vediamo questo finale del Gran Premio Città di Montecatini, l'ingresso addirittura. Ecco ancora Price Regal, è attaccato da Demon Renvé, ma c'è a Todmo per linee esterne. A Todmo va a vincere. A Todmo ha vinto per la seconda volta consecutiva. A Todmo ha vinto per la seconda volta consecutiva questo Gran Premio. Demon Renvé è in seconda posizione